Ne avevamo parlato la prima volta a Padova, si è visto la serata degli Oscar, ne abbiamo riparlato a Fieracavalli. Con Nicoletta Bonomo vogliamo spiegare che cosa sta accadendo adesso? Ciao Fabio, è un piacere ritrovarti e ritrovarci con Rudy Bellini è sempre un'emozione. Tra poco partirà la cerimonia di premiazione del campionato dressage. Ma come avevamo anticipato in Fieracavalli, prima c'era qualcos'altro. C'è una sorpresa, un'emozione, Rudy Bellini. Ma spieghiamo di cosa si tratta, perché è una novità di quest'anno di Fise Veneto. Spettacolo adesso che vediamo in qualità di dimostrazione. In realtà la Commissione Teatro Equestre è una novità di Fise Veneto che nel 2019 ha istituito questa commissione proprio per dare una egida federale a quella che è una disciplina artistica e quindi rientrerà nella tutela del benessere del cavallo, nell'assicurazione che tutto sia nel rispetto del codice etico di cavallo e cavaliere, ovviamente con l'unione dell'aspetto artistico all'aspetto tecnico equestre che possiamo vedere in questa dimostrazione molto. Possiamo dire che il Veneto in questo senso è la prima regione ad occuparsi di questa particolarissima disciplina? Esatto Fabio, il Veneto è anteseniano in questa cosa perché l'arte equestre esiste da sempre, però in ambito federale in Italia ancora non c'è. Si parli un po' più forte perché c'è anche la musica, così a casa ci sentono meglio. Sì, dicevo, in ambito federale in Italia ancora non è sotto l'egida Fise, quindi in maniera pionieristica il Veneto sta portando a regime, diciamo, con l'istituzione di un regolamento, di requisiti minimi e possibilmente anche di un percorso per diventare artisti equestri, per diventare istruttori di arte equestre e via di seguito. La risposta federale a livello nazionale su questo progetto, visto che a Fieracavalli, dicevo, ne abbiamo parlato, abbiamo anche incontrato anche Di Paola, ne avete già parlato, ne state discutendo? C'è grandissimo interesse, grandissimo fermento e quando si parla di federazione si parla di una cosa sola, il Veneto lo farà in maniera pionieristica, però ripeto, sicuramente nell'egida federale e nell'ambito di Fise nazionale seguirà nel percorso. E ricordiamo che ne parlo con te perché tu sei l'artefice di questa particolare iniziativa. Ma tu, direi noi Fabio, direi noi, perché tu proprio mi hai testimoniato questa cosa a febbraio di quest'anno e poi ci stai seguendo e sei l'anima, diciamo, animatrice ci dai sempre un'ottima voglia di fare di più.